già da diversi anni che stiamo lavorando con gli agricoltori in modo tale affiancandoli per cercare di dare loro dei consigli e l'agricoltore ne fa buon uso dei nostri consigli e l'agricoltore anche rispetta tutte le regole e i periodi delle carenze e questo è importantissimo. È una sfida che abbiamo lanciato qualche anno fa, dopo aver visto il successo delle macchine a recupero in pianura e la loro diffusione. Abbiamo appunto chiesto alle ditte che si sono cimentate con questa tecnologia di produrre qualcosa per la collina. Credo che questa sia la dimostrazione di quanto e che cosa si possa fare per fare della tecnologia buona. Siamo passati da 0 macchine a circa 170 nella sola provincia di Treviso. Sono macchine per la lavorazione del terreno lungo la fila per sostituire o comunque integrare l'attività diserbante dei prodotti diserbanti e disseccanti. L'altra tecnologia invece più presente è stata quella delle macchine a recupero che rispetto a quelle utilizzate in pianura sono in grado di autoregolarsi, di autolivellarsi e quindi di procedere anche su pendenze importanti. Siamo riusciti a fare una prova dove hanno dimostrato che effettivamente anche qui si può fare un trattamento risparmiando il 50% di prodotto. Questo significa che l'agricoltore investe sull'innovazione, ci crede, oltre ad un risparmio economico, noi ci crediamo anche che meno prodotto nell'ambiente e nel territorio significa anche sostenibilità. L'agricoltore ha il dovere di tutelare l'ambiente e la salute pubblica, ma ha anche il diritto a fine anno di fare bilancio. Il Consorzio Difesa è da anni impegnato con un sistema assicurativo agevolato che gli permette comunque di difendersi il reddito indipendentemente da tutto e non solamente dalla grandine, perché oggi le condizioni climatiche stanno cambiando. Noi stiamo lavorando per un sistema assicurativo e mutualistico, preciso mutualistico, al nostro prodotto che affiancherà la parte assicurativa con un sistema a costi bassi perché oggi viviamo momenti di difficoltà e non lo possiamo dimenticare, ma che ci garantisca indipendentemente da tutto che a fine anno il reddito noi lo dobbiamo portare a casa.